Dei ragazzi si sono recati sul tetto della scuola utilizzando la scala che si vede dietro. All'imbrunire e con passo sicuro. Sono due i ragazzi che qualche giorno fa si sono arrampicati scavalcando le recinzioni della scuola media Galilei di Ponzano per salire sul tetto servendosi della scala esterna. Il gesto prontamente immortalato dai residenti delle case vicine. È l'ennesimo caso di effrazione alla scuola media di Via della Costituzione. Circa un anno fa erano entrati 2 volte degli ignoti sfondando i serramenti e una delle 2 volte avevano anche lanciato delle arance o delle mele sulle pareti, svuotato degli estintori e mangiato sopra i registri. Non sa più che parole usare il sindaco Antonello Baseggio dopo i 2 atti vandalici dello scorso anno e le ben 3 effrazioni che hanno visto sempre dei ragazzi inerpicarsi sulla scala di servizio e raggiungere il tetto. Dopo il loro passaggio, quel che resta è qualche mozzicone di sigaretta, ma soprattutto l'amarezza. Ed è difficile contrastare questi avvenimenti perché sì, la scuola è dotata di allarmi anche sofisticati in tutto il perimetro, però questi si attivano solo quando tutte le attività anche parascolastiche, quindi amatoriali delle associazioni, chiudono alla sera. Non solo gli allarmi, ma la scala era stata messa in sicurezza per evitare che si verificassero altri episodi di questo tipo. Era stata interdetta e quella di servizio che dà accesso alla copertura dell'edificio rimossa, ma gli ultimi lavori per l'impianto di aerazione avevano reso necessario il suo ripristino. A questi giovani non saprei cosa offrire, non può essere la noia che li porta anche a fare questi gesti. Gesti che per un periodo, circa un anno fa, avevano portato il sindaco ad ingaggiare dei vigilantes nelle ore notturne per sorvegliare la zona della scuola e che il primo cittadino non esclude possa essere un'opzione da mettere in campo nuovamente dopo i fatti recenti. Spero che anche i prossimi interventi che faremo sul territorio, una prossima costruzione di uno skate park, possa portare i giovani a fare altro, ad impegnarsi comunque nello sport o anche nel volontariato, insomma il tempo se ce l'hanno, di bisogni ce ne sono ancora di più.